Cataste su cataste di sale, striscioni riportanti Viva Santa Barbara e Benvenuto Sua Eminenza Cardinale Francesco Montenegro. La miniera Etalcali di Racalmuto è stata la sede dove stamane si è celebrata la messa in onore di Santa Barbara, patrona, tra gli altri, di minatori e vigili del fuoco. Ad officiare il Cardinale Francesco Montenegro, calorosamente accolto dai tanti presenti presso lo stabilimento per l'estrazione e la lavorazione del sale, unitamente all'arciprete di Racalmuto, Don Diego Martorana. Non sono mancati all'appuntamento i rappresentanti delle istituzioni, dai carabinieri ai sindaci di Racalmuto, Milena e altri paesi limitrofi. A fare gli onori di casa il direttore dell'Italcali Luigi Scibetta. Oggi è un giorno particolare perché la festa di Santa Barbara è la prima volta che viene festeggiata da un cardinale. Quindi un cardinale che viene a festeggiare la festa di Santa Barbara per noi e per tutte le nostre famiglie è veramente un orgoglio e un piacere. Quindi festeggiare la festa di Santa Barbara praticamente per noi che siamo molto devoti a questa santa è veramente eccezionale. Un giorno di serenità, di pace e di fratellanza che alle volte vedo che nella vita sociale alle volte ci manca. Ad affollare e gremire la grande stanza dove è stata celebrata la messa numerose famiglie e lavoratori della miniera. Ad animare la celebrazione in onore di Santa Barbara il gruppo armonico Incontri di Favara, i cui coristi hanno addolcito il tutto con commoventi momenti musicali. Per noi ormai è diventata un'abitudine annuale. Noi esistiamo da 19 anni e esattamente questo è il 19° incontro con Santa Barbara, che ormai consideriamo come una delle nostre protettrici. È un piacere ogni anno animare queste sante messe. Sono quegli eventi che ci caricano poi anche spiritualmente per tutto il resto dell'anno. Tutto è stato fatto in onore di quei minatori che, in passato come ora, hanno dato vita a una realtà, quella della miniera di Racalmuto, la cui storia continua ancora oggi. Per noi è una festa importantissima, ricordiamo i nostri lavoratori, i minatori che hanno fatto la storia di questo paese. Sulle miniere alla fine dell'Ottocento si è costruita una classe borghese che ha investito tanto nel nostro paese. È un momento appunto per ricordare il sacrificio, il lavoro dei nostri minatori e l'ingegno anche dei nostri imprenditori, ma è anche un momento per guardare al futuro. Questa è una tra le industrie più importanti della Sicilia e certamente la più importante della nostra provincia per ciclo produttivo, per fatturato, ed è una realtà che va sostenuta e va messa nelle condizioni di poter meglio operare.